Nel 50-51 lavorava con un'impresa che era impresa Molussi da Mestre e lavorava per Assade e era Alfredo Molussi, era tre fratelli, Alfredo, Vivi e Carlo. E siamo andati a lavorare a Scorsese a fare la sottostazione del mistamento. E c'è tuttora? Anche se ancora sia a Scorsese. E dopo anni lavorava con loro, ma gli eravamo fare tutto, no? E mi ricordo sempre che era un capo, era un certo Vesnaver, era slavo, che mi diceva chi nell'altro quando faremo l'organico fisso, lei sarà il primo che viene. Beh no, grazie. Devo immaginare che io aveva fatto i paesini per quelli che lavorava dentro gli entrati e i paesini che abitava. Che doveva anche a casa gratis, sì. Invece, quando ho restaurato qui nell'altro, che rapporti ha con la democrazia cristiana? Mi dispiace, non ho nessun rapporto. E mi ricordo sempre sono venuto a casa, e ho detto mamma, ho perso il parole. Ma non devi da passare il fisso. Cioè, ho detto, mia, ho detto, fino a prendere, perché fra l'altro mio sorella che andai fuori, e ho detto, no, ho detto, meglio che va, amico, non ti che te vai ti. E sono andato a prendere, e ho detto, ma non te lavori, ti ho detto, posto fisso, sì, ho detto, ma so così, adesso si trattaria di passare. Ho detto, mi dispiace, che non posso mica fare niente, che sei comunista, e ho detto, ma è perché sono comunista, ho detto, però sempre mando io e la mia famiglia, i miei figli. Quello è vero, ti sembra stato un gran lavoratore, non avevo niente da dire, si una brava persona, però. E insomma, ho detto, beh, te faccio. E mi ha fatto una lettera che sono un ragazzo sano di mente e tutto a posto, che ho portato a capo con te. E ho detto, bravo Chinellato, tutto contento. Dopo 3 giorni mi chiama in ufficio a sera Chinellato, ho detto, mi dispiace che ma la direzione non consente la sua assunzione. Comunista? Ho detto, ho capito, che cosa ha capito Chinellato? Che mi ha detto che mi ha fatto prendere che ho portato a Masi arrivare subito. E che è uscito in direzione a Venezia, che ha messo 3 giorni. E ho detto, ma che non importa, lei resta qui, che quando adesso con la vostra impresa ha finito, lo faccio assumere da un'altra impresa e lo tengo in economia. Ho detto, no, e mi dai i cardi, mi scevo via. Suo figlio era così orgogliosi. E sono io sono andato a lavorare alla fabbrica di rimorchi a Marghera. Una vita dura che ha fatto. A Marghera. Come si chiamava fabbrica? Fabbrica rimorchi e riparazione meccanica.